Cambio Gioco è un progetto approvato dalla Regione Veneto e finanziato con i fondi del Ministero della Salute. All'interno del progetto Cambio Gioco abbiamo pensato di sviluppare una settimana di sensibilizzazione dal titolo Siamo tutti in gioco, di cui siamo molto fieri ed orgogliosi perché è per la prima volta che ci occupiamo per un'intera settimana di sensibilizzare la popolazione su temi così particolari e forse alle volte poco conosciuti. È stato un evento molto importante questo, per il fatto che appunto comunque è durata una settimana ed è stata una settimana di intensi confronti fra vari professionisti che hanno appunto affrontato varie sfaccettature legate appunto al problema della giocodipendenza. Sicuramente il grosso impatto mediatico legato a tutte le persone, più di 1 migliaio, che appunto costantemente si sono collegate, sta a significare che è un tema molto sentito. Questa iniziativa vuole essere l'occasione per far conoscere alla popolazione tutta, ai familiari, al territorio, alle comunità, quanto sia importante l'intervento precoce, l'intervento sin dalle prime fasce d'età, quando sia importante poter chiedere aiuto, poter riconoscere i primi segnali di queste difficoltà e immediatamente poter chiedere ai servizi che sono dislocati in tutto il territorio dell'azienda USL, poter così intervenire prima, perché come si dice prima si interviene, prima si possono affrontare i problemi e risolverli con maggior facilità. Questa settimana ha visto coinvolti moltissimi operatori, scienziati, neuropsichiatri, medici, educatori che si occupano di educazione ma anche di clinica e di aiuto delle persone con problemi di dipendenza. E abbiamo coinvolto tantissime persone sia tramite interventi in presenza che anche con collegamenti online. Uno dei principali obiettivi di questa settimana è di produrre salute per poter aiutare i nostri cittadini a mettere nello zaino delle conoscenze perché si possano difendere non solo dal problema del gioco d'azzardo, che è sicuramente il cuore della nostra settimana, ma da tutte quelle che possono essere le insidie che hanno a che fare con le dipendenze e i comportamenti disfunzionali che noi nei nostri dipartimenti delle dipendenze conosciamo bene. Ringraziamo tutti i nostri collaboratori, i nostri operatori, tutte le persone che hanno voluto partecipare a questo evento perché abbiamo costruito una banca di esperienze, una banca di immagini, una banca di emozioni che è diventata accessibile a tutti. L'abbiamo depositata in un luogo che è aperto a tutti, è nel sito www.cambiogioco6.it e vogliamo mettere a disposizione questi momenti di vita che abbiamo voluto condividere tra di noi, di tutti, in particolare delle persone più fragili, quelle che in questo momento non sono ancora riuscite ad ammettere di avere bisogno, oppure si accorgono di avere bisogno e non hanno ancora avuto il coraggio di bussare alla nostra porta e di chiedere aiuto. Il tema del gioco d'azzardo è sicuramente un tema estremamente delicato e complesso che va affrontato sicuramente da un punto di vista razionale ma anche e soprattutto da un punto di vista emotivo e visto che le parole sono poi lo strumento con il quale noi costruiamo le emozioni, quando ho ricevuto l'invito a partecipare a questo convegno così importante ho accettato molto volentieri. Il motivo è molto semplice, noi possiamo fare reale prevenzione, certamente da un punto di vista sociale, mettendo in campo tutti i comportamenti necessari, ma anche ascoltandoci e ascoltando le persone che parlano con noi, perché già dalle parole è possibile capire se in qualche maniera il meccanismo della dipendenza è già conclamato o sta per attivarsi, quindi ascoltare le parole e poi utilizzarle al meglio per riuscire a ispirare le persone a evitare certe strade e a prenderne delle altre e non certo basandoci soltanto sui dati e sulla ragionevolezza, perché come esseri umani, insomma, non ne abbiamo poi così tante. Abbiamo dato un contributo più sull'aspetto pedagogico neuroscientifico e ci sembrava che potesse essere ugualmente un contributo valido. Io partecipo volentieri a tutte queste manifestazioni perché mi sembra che sia importante che le conoscenze che ci sono nei vari campi della ricerca, diciamo così, a qualunque livello sia, vadano comunicate.
vadano messe a disposizione al pubblico, non solamente agli esperti ma anche a quelli che si interessano della vita, in un modo che sia comprensibile. L'importanza che il gioco ha nella vita di chi sta crescendo, il gioco è davvero il mestiere dei bambini e il gioco poi è un'esperienza di conoscenza del mondo, di conoscenza di te, di esplorazione di quello che c'è fuori di te affinché tu possa metterlo dentro. Il gioco deve coinvolgere i 5 sensi, il gioco deve farci stare in relazione con gli altri e oggi decisamente abbiamo una crisi rispetto a cosa intendiamo per gioco, perché abbiamo chiamato gioco poi esperienze che sono iperstimolanti, fortemente attivanti e eccitanti, dove a volte bambini e bambine, ragazzi e ragazze sono soli, stiamo parlando dei videogiochi, e dove è fortemente ingaggiato il sistema dopaminergico, quindi un'attività che attira il bambino e la bambina come un campo magnetico, ma quanto più entrano dentro a quel genere di giochi, quanto più poi restano isolati e fuori dalla vita reale. L'opportunità di partecipare a questo evento è stata sicuramente quella di condividere la mia esperienza di allenatore che vivo giornalmente, quotidianamente con la mia squadra, tutte le dinamiche che stanno dietro di riuscire a spingere i nostri ragazzi a mettersi alla prova, a esplorare i loro limiti e a spostarli sempre più avanti, ovviamente da un aspetto un po' più tecnico-sportivo, ma credo che le dinamiche che nascono all'interno di una squadra poi possono essere riportate anche nella vita reale e il rugby insegna questo, per cui è stato con estremo piacere che ho colto questa opportunità. Una squadra vincente che festeggia una vittoria, quindi con questi bei sorrisi di chi ha raggiunto un obiettivo attraverso un lavoro, uno spirito di squadra, contrapposta all'immagine di un giocatore che è assorto magari davanti a una slot machine. Mi piacerebbe contrapporre queste due immagini proprio per dare lo stimolo ai nostri ragazzi a praticare attività sportiva con serietà, con impegno, con motivazione. Credo tantissimo a iniziative di prevenzione di questo tipo e sono anzi onorata di averne fatto parte, perché credo che questi incontri siano l'unico elemento che abbiamo per arrivare a trasmettere le informazioni sull'enorme vastità d'azzardo che c'è nel nostro paese in diversi aspetti ai più giovani, che è quelli che dobbiamo riuscire a raggiungere sempre di più. Aderito molto volentieri a questa iniziativa per due ordini motivi. Il primo è perché il tema è un tema molto delicato e molto diffuso e c'è proprio bisogno di mettere insieme dei pensieri, dei ragionamenti, delle riflessioni su temi che tutti sappiamo che esistono ma sui quali si parla ancora poco. E il secondo motivo ovviamente è la cornice, cioè queste cornici sono proprio i luoghi nei quali, mettendo insieme persone di provenienze, opinioni ed esperienze diverse, ciascuno viene e in realtà esce più arricchito di quanto non entri, proprio perché entra in contatto con mondi, con visioni che nella diversità si completano e fanno sì che 1 più 1 faccia 3. Fa molto piacere che molte persone oggi sentano la sensibilità, l'interesse per questo tema, e poi mi è sembrata e mi sembra un'iniziativa straordinaria per comunicare anche questa modalità online a ragazzi, a professionisti, a studiosi, ma anche a persone che rischiano di vivere questa esperienza con il gioco d'azzardo o di avere vicino loro qualcuno che la vive e quindi ne dare delle indicazioni. È stata un'occasione molto qualificata per sollecitare le professionalità della clinica, dell'educazione, eccetera, ma in generale gli adulti che hanno un ruolo nei confronti dell'età evolutiva a svegliarsi, insomma, a intervenire, perché la situazione non è per niente rosea dopo 2 anni di pandemia. Come Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto abbiamo assolutamente con entusiasmo dato un supporto a questo progetto. Noi abbiamo bisogno in maniera assoluta di creare una squadra forte, trasversale tra tutti gli enti e le istituzioni che si occupano di promuovere il benessere dei giovani e di contrastare nei limiti del possibile tutte quelle che possono essere delle problematiche come quelle delle dipendenze dal gioco, che diventano poi disfunzionali e hanno un impatto negativo sul benessere delle persone e delle loro famiglie.
Affrontare questi temi è una cosa che è definibile come uno sport di squadra. Dobbiamo metterci insieme tra istituzioni, tra persone, tra realtà e costruire insieme un progetto di benessere per la collettività. Siamo qui perché ci crediamo e siamo qui con altre persone che ci credono. C'è un circuito negativo, come qualcosa che sta interferendo con la vita e l'evoluzione di un'intera generazione. Quindi come si può rispondere? Solo con una grande alleanza in cui non bastano i tecnici, non bastano gli insegnanti, i medici, chiaramente devono lavorare insieme, ma bisogna coinvolgere i genitori e i ragazzi stessi. A nostro parere, a mio parere, la grande soluzione sarebbe quella di trovare il modo per affrontare i loro problemi insieme, dare loro un ruolo in cui loro stessi devono trovare la capacità, essere aiutati ad avere la capacità di capire quello che sta succedendo, di proporre anche a noi delle soluzioni da mettere in campo insieme. Io sono per la scienza servizievole che esce dalle aule e si confronta con tutti perché ogni informazione sia seme e quindi posso soltanto ringraziare chi si fa carico di tutto questo impegno per tutti. Per me ha una coloritura che chiamerei di etica del futuro verso il presente.